Allora, buonasera, benvenuti alla presentazione del libro del dottor Cusimano. Io ho preparato delle domande così riusciamo a capire un attimo di cosa parla questo libro e soprattutto lo spirito con cui il dottore Cusimano l'ha scritto. E la prima domanda che mi è venuta in mente riguarda proprio il titolo, La maschera Dio. Qual è il significato di questo titolo? La maschera di Dio, cioè la D con l'apostrofo Dio, e il significato è molto semplice, come dirò anche a voi. Il problema è che quando noi si nasce, un bambino nasce, una persona nasce, si dà subito un'identità e si dice io, senza pensare che io fa parte dell'aspetto materiale, no? Quindi un figlio nasce perché diventa materia. In realtà, oltre alla materia, c'è un'energia. Questa energia è come l'energia della luce, come l'energia del sole, ma c'è anche un'energia solare, c'è un'energia cosmica e c'è un'energia che in una maniera o nell'altra ci rende vivi. Ed è questa energia proprio la D di Dio. Dio, per pensare che ognuno di noi ha la possibilità di entrare in un'altra dimensione, quella energetica, che è quella più universale, meno familiare, meno regionale, meno nazionale, ma più aperta, diciamo, verso il cosmo. La differenza tra teatro-terapia e teatro è che nella teatro-terapia noi diventiamo protagonisti di ciò che sentiamo. Nel teatro, che anche il teatro è importante per la terapia ed altro, lì noi diciamo che spesso interpretiamo dei ruoli, lo facciamo anche nella vita quotidiana interpretiamo dei ruoli, ovviamente sono dei ruoli che falliscono continuamente perché non servono a nulla nella vita quotidiana il ruolo, perché il ruolo serve soltanto all'altro per identificarci, tu sei mia moglie, mio zio, mia cognata, ed è proprio per questo che l'io, quando si dice mio, abbiamo già detto anche in altre occasioni, si parla di possessività, e quando dico mio, mia, dico qualcosa di improprio, che non mi appartiene, nessuno appartiene a nessuno. Quindi il teatro ci dà la possibilità di fare questo, diciamo così, questo percorso di terapia con gioia e con apertura, con un pizzico di follia, anzi direi più di un pizzico di follia. E quindi i nostri stati d'animo con la teatroterapia possono diventare più fluidi, cioè scorrere in modo fluido senza magari fossilizzarci in uno stato d'animo negativo. Nella teatroterapia possiamo anche eliminare gli stati d'animo, perché lo stato d'animo è determinato da una funzione, che è quella della memoria. Quando una persona ha in memoria determinate regole, quelle formano lo stato d'animo. Quindi io lo lascerei proprio stare lo stato d'animo. Lo stato d'animo metterei a riposo e direi: ma io chi sono? Siccome Franco dice che io non esisto, allora vorrei iniziare ad esserci. Bene. Allora, a volte nella comunicazione con gli altri per vari motivi rischiamo di essere fraintesi. Nel tuo libro tu spieghi che nella comunicazione dovremmo usare questi 3 passaggi: tatto, contatto e avere tatto. Questo è un elemento, credo che sia, anzi lo è, determinante per me, perché il tatto credo che sia il primo elemento importante nella nascita, perché il bambino viene trattato appena si nasce. Appena nasce il bambino viene proprio toccato e lui sa che in questo vuoto immenso che è l'aria, lo spazio che lo circonda, ha paura. E quindi il tatto è quello di dire la sicurezza, io ci sono. La protezione, no? Io ci sono. E quindi questo è il primo elemento. Quindi il primo elemento è, quando ci si comunica, quando ci si parla, è proprio il tatto nel dire io ci sono, io sono qui per te, non sono qui per modificare te, ma sono qui per te. Quindi il tatto è colui che con la sua fisicità, se vuoi, ma anche col suo pensiero e col suo amore, soprattutto col suo amore, dice io ci sono.
Da lì inizia il vero contatto, cioè due energie che si incontrano tra di loro, creano questo contatto e in questo contatto nasce quello che io chiamo la luce nella comunicazione. Il contatto e l'avere tatto soprattutto è avere rispetto di se stessi e soprattutto avere rispetto degli altri. Questo nel momento che pronunciamo io non c'è mai. Quando io pronuncio io non c'è mai questo rispetto per l'altro, perché io non valgo nulla rispetto a un altro io. E allora se io nascono le separazioni, quelli che si chiamano punti di vista. Il punto di vista è questo, il punto di vista è avere la presunzione di esistere e solo su un punto di vista. Questa è la vera pazzia. La vera pazzia è dare un nome anche alle malattie, dare un nome alla patologia. Per esempio, dire tu sei un depresso. In realtà non è vero, tu sei un depresso, dai una definizione, non hai né tatto né contatto né avere tatto.